L'evento chiaramente fa parte della rassegna che non finisce quest'estate, ma proseguirà con altri eventi nell'autunno-inverno. Non vi tratteniamo oltre, vi ringraziamo e vi lasciamo allo spettacolo Zodiaco 4 stagioni celesti a cura di Ars Creazione Spettacolo con le Divas. Quando il Dio, chiunque egli sia stato, ebbe disposto la massa degli elementi, suddividendola e articolandola, per prima cosa plasmò la terra in forma di una grande sfera, perché fosse da ogni parte uguale. Poi assegnò spazi diversi ai mari, ordinò loro di gonfiarsi sotto le raffiche dei venti e di recingere tutto intorno le coste dei continenti. In questi pose fonti, paludi immense. Questa sera Zodiaco 4 stagioni celesti per 4 di teatro qui a Palazzo Te il 21 di giugno, in un momento particolare dell'anno, quello del solstizio, per parlare di oroscopi. So che sembra una cosa strana, in realtà tra letteratura, poesia e musica racconteremo quello che è il viaggio dell'uomo attraverso questa lunga storia di credenze, di riconoscimenti negli astri, nei miti, nelle stelle, e riconoscimenti di se stesso e attraverso appunto le arti. A seguire un piccolo intervento di reading letterario che farò io, ci saranno le Four Divas con le 4 stagioni di Vivaldi. Alza lo sguardo, ascolta il silenzio, segui la stella e lascia che 4 celesti stagioni ti guidino. Gli appuntamenti di 4D sono tantissimi. Questo pomeriggio si è tenuto il laboratorio sull'ascolto Sensible Activities a cura di Teatro all'Improvviso, e questo crea una continuità in questo spazio particolare che è Palazzo Te in questo momento eccezionale che è il 500° dalla fondazione del palazzo. 4D quindi prosegue fino a dicembre con questo progetto che è sostenuto dal Ministero della Cultura con i progetti speciali.